Mancano solo 3 punti al Unipomezia di Casciotti per salire matematicamente in Serie D. I rossoblù battono il Monte San Biagio a domicilio per 0-4 grazie alle 2 doppiette di Corsetti e Ramon Muzzi. Per i padroni di casa invece si fa difficile la strada verso i play-out con il Parioli, sempre però a -1. Prima occasione da gol in favore proprio dell'Unipomezia con Squerzanti dopo solo 2 minuti di gara servito da Corsetti. Poi l'Unipomezia vicino al vantaggio al quarto d'ora con Ippoliti che va tutto in più con l'estremo difensore dei padroni di casa Monte San Biagio che si fa vedere solo sugli sviluppi di questo calcio di punizioni. Poi Unipomezia che fa salire il giro del proprio motore e si porta in vantaggio con il colpo di testa di Corsetti alla 32esima della prima frazione di gioco. Rossoblù che allora trovato 1-0 giocano sul velluto, ancora Squerzanti a mandare in verticale il proprio compagno, conclusione murato dall'estremo difensore dei padroni di casa Unipomezia che chiude il primo tempo sul 2-0. Delgado allarga il pallone, sfera che arriva a Corsetti che da grande attaccante lo recupera e con il destro in diagonale fa doppietta e 2-0 alla 38esima della prima frazione di gioco. Nel secondo tempo a salire in cattedra è Ramon Muzzi, spera in area di rigore e il numero 27 con questo tocco sotto porta il punteggio sullo 0-3 dopo solo un minuto dall'intervallo. Lo stesso numero 27 completa la propria doppietta con questo colpo di testa a schiacciare 0-4 per l'Unipomezia al sesto. Muzzi fa anche di doppietta. Sono 3 le occasioni che restano da vedere, la prima sempre in favore della capolista con Delgado che mette il pallone in verticale, conclusione però deviata dall'estremo difensore ospite Bottiglia, dei padroni di casa Bottiglia, conclusione dalle distanze invece sugli sviluppi di un corner al 25esimo, ultimo vero brivido con quest'assist di Valle per Dos Santos, mura ancora Bottiglia in corner, poi solo 2 di recupero e si va sotto la roccia.